Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci ad Alta Tiratura su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi. Bene, partiamo da quello che è stato il dibattito di questa settimana e ancora oggi si trovano parecchi pezzi sui giornali, ovvero il dibattito sulla fine del woke. È un dibattito, dunque, innanzitutto ricapitoliamo che cosa è la cultura cosiddetta woke. È la cultura del risveglio, woke significa questo, delle minoranze che chiedono di essere riconosciute e chiedono che la propria storia venga valorizzata. È una variante del politicamente corretto, è una variante del multiculturalismo e diciamo che la cultura woke è quella che ha in particolare preso piede, in particolare negli atenei americani negli ultimi anni, con risultati però deprimenti per la ricerca, perché appunto il settore degli studi neocoloniali o anticolonialisti ha preso il sopravvento un po' su tutto, anche e soprattutto sul buonsenso, perché poi si è tramutata appunto in cultura della cancellazione, cioè tutto ciò che va contro le minoranze. Un conto è rivendicare appunto il valore di una minoranza, un conto è pretendere che venga cancellato dalla storia chiunque si sia opposto o chiunque abbia fatto soffrire anche questa minoranza, ma addirittura insomma ci si è spinti fino a voler abbattere la statua di Cristoforo Colombo in quanto lurido colonialista, ma Cristoforo Colombo diciamo è colpevole solo di aver scoperto l'America, poi dopo quello che è successo dopo non lo si può imputare certo a lui, e in ogni caso erano tempi completamente diversi dai nostri, e la cancel culture appunto ha il limite di voler giudicare con diciamo gli occhi di oggi un passato che in realtà rispondeva a criteri completamente diversi. Bene, stiamo parlando appunto del fatto che la cultura woke, che è quel tipo di cultura che dà più importanza alla parola che alla cosa, cioè tutto è cultura, tutto è linguaggio, il linguaggio è uno strumento del potere, il potere si serve del linguaggio per reprimere le minoranze, siano esse etniche, sessuali, così via, quindi bisogna smontare il linguaggio del potere, decostruire, come si dice nelle facoltà di filosofia, e vedere cosa succede. E succede che non succede niente, cioè che le cose sono ancora più importanti delle parole, che non basta mettere la schwa o le quote rosa per portare la parità tra i sessi e così via. Il bello è che appunto proprio coloro che sono stati gli alfieri di questo tipo di cultura, non so, in America Ocasio-Cortez, in Italia tanti si sono pronunciati in questi giorni, proprio costoro che hanno imposto la cultura woke, ora ci dicono che la cultura woke è finita, che non ha dato nessun frutto. Noi siamo perfettamente d'accordo, ma lo sapevamo fin dall'inizio. Voglio ricordare che il primo libro che faceva a pezzi il politicamente corretto, che poi dopo verrà ribattezzato woke, insomma, che il primo libro che faceva a pezzi il politicamente corretto è un libro del critico d'arte Robert Hughes, australiano, che lamentava appunto la cultura del pianisteo. Questo è il titolo del suo libro, visionario, perché aveva già capito dove saremmo arrivati. Dell'inizio degli anni '80, in Italia è stato pubblicato con un po' di ritardo da Adelphi, ve lo consiglio, è un classico, è diciamo il primo e anche definitivo forse libro sul politicamente corretto. In Italia ci di saggi contro il politicamente corretto, ma forse ricorderei Damagli, che più volte ha scritto
che appunto il politicamente corretto significa corretto dalla politica, per i fini della politica. Ora, l'altro limite clamoroso del politicamente corretto è che praticamente la sinistra l'ha fatto suo, rinnegando però tutte le battaglie del passato, cioè dopo la caduta del muro la questione sociale non era più, e la lotta di classe non erano più presentabili, diciamo così, almeno nei termini marxisti, e quindi sono stati rottamati, abbandonati, ehm, si è puntato tutto su questo nuovo tipo di cultura che è fondata sui diritti individuali. Però, se ci pensate bene, questo tipo di cultura non mette mai in discussione l'assetto complessivo della società, non entra mai nelle questioni economiche per rivendicare un posto a chi è escluso, cioè non è un tipo di cultura perfettamente conciliabile con il capitalismo finanziario, anzi la sua forza è la scusa, l'ammantarsi di parole e di valori che non contano niente, perché è più facile discutere, come dire, dell'inclusività nei consigli di amministrazione con le quote rosa, piuttosto che discutere delle decisioni prese dai consigli di amministrazione, e così in tutti i settori, cioè è più facile farne una questione di parole che di sostanza in particolare. Ma volevo proporvi un'altra riflessione, di questo si è già parlato tanto. Quello che secondo me non è stato messo molto in luce è il tema seguente: ma se la sinistra rinuncia al woke, di preciso che cosa ci vuole proporre? Perché appunto, avendo già rottamato quelli che erano i temi classici della sinistra, cioè quelli legati al lavoro, quelli legati alla questione sociale, quelli addirittura legati alla lotta di classe, cioè diciamo il pacchetto marxista. Questo pacchetto marxista è stato buttato via, era ritenuto superato, perché la nuova frontiera era appunto quella dei diritti individuali. Adesso che abbiamo capito che i diritti individuali non hanno senso se non sono inseriti in una cornice sociale, cioè tu devi, come dire, creare la possibilità di realizzare quei diritti individuali, non solo di proclamarne la necessità. E appunto, adesso che abbiamo capito e che loro hanno capito che giocare con le parole non risolve problemi, a me viene la curiosità sincera di sapere cosa hanno da proporre, perché appunto, avendo buttato il pacchetto marxista, cosa gli rimane? Assolutamente niente. Gli rimane sì di fare riforme diciamo poco significative, poco radicali, però all'interno del sistema capitalista, cioè la sinistra come forza che è in grado di proporre una rivoluzione, un cambiamento dell'ordine economico non esiste più. E questo è un male anche per la destra, perché chiaramente la destra che non ha avversari, come dire, rischia di andare anche lei fuori dai binari, proprio per mancanza di opposizione. Cioè nei sistemi che funzionano c'è una sinistra e c'è una destra, una vanno su al potere una volta una, una volta l'altra, e in questo modo una corregge i difetti dell'altra, diciamo così. Ma se la destra non ha nessuno davanti, non ha interlocutori, allora poi assistiamo alla sarabanda di cavolate che si sentono arrivare appunto dai partiti che stanno anche al governo ogni tanto, ma vengono tirati fuori dei temi balzani che non hanno senso. È il tema un po' di questi giorni, è un tema interessante, diciamo che a questo punto veramente la sinistra si trova davanti al rischio di non rappresentare più niente e nessuno. Vedremo.
oceans I have known. Oh, and cold spirits of ice. All my life, I am the echo of your returning, the echo of a point in time, and distant places shine. 1,000 warriors I have known. Oh, I'm laughing at the spirits of you. Talking on the wind, you got to understand that we must remain perfect strangers. I know I must remain inside this silent well of sorrow. A strand of silver hanging through the sky, touching more than you see. The voice of ages in your mind. Oh, crazy with the dead of the night. Oh, precious life, your tears are lost in falling rain. And if you hear me talking on the wind, you got to understand we must remain perfect strangers. Eccoci nella seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà e il secondo tema che vogliamo affrontare è un tema spinoso, ma diciamo che nelle sue linee è già stato definito l'anno scorso, perché è una specie di seconda puntata. L'anno scorso ci fu una forte contestazione dei Pro-Pal alla Mostra del Cinema di Venezia. Si chiedeva in sostanza di escludere gli israeliani dalla competizione e fu organizzato un corteo, ma ci fu un appello che fu un mezzo disastro, perché alcuni si trovarono ad averlo firmato senza saperlo e si dissociarono poi in seguito, anche nomi piuttosto pesanti. Ma quello che fu veramente disastroso fu la manifestazione che si svolse appunto al Lido, partiva da
Santa Maria Elisabetta, dove arrivano le navi, e poi attraversava tutto il Lido, arrivando alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ovviamente si è dovuta fermare a una certa distanza. Non ci sono stati scontri, diciamo che dal punto di vista dell'ordine pubblico per fortuna non è successo niente. Quello che è successo però è che si sono sentiti dei cori allucinanti, cioè nettamente inaccettabili, ovvero il corteo ha fatto suo uno slogan di Hamas, che è la Palestina dal fiume al mare, solo che tra il fiume e il mare attualmente c'è uno Stato sovrano che si chiama Israele, e dire quindi dal fiume al mare significa cancellare Israele dalla cartina geografica, che è il sogno di Hamas. Ma Hamas purtroppo non è solo un'associazione, cioè un partito politico, è anche un partito, diciamo, islamista che ha in odio gli ebrei. Qui in questo coro tu vedevi la sovrapposizione spesso lamentata tra antisionismo, che in sé sarebbe una cosa perfettamente legittima, e antisemitismo, che invece non è per niente legittimo, in quanto è una forma di razzismo, diciamo la peggiore per ora dal punto di vista storico che ci si è parata davanti. Appunto, ripeto, un conto è l'antisionismo, cioè non essere d'accordo con le politiche di Israele. Un altro è l'antisemitismo che si maschera da antisionismo, e purtroppo, che è il caso di Hamas, e purtroppo il corteo italiano fece suo proprio quello slogan di Hamas in cui si vede convergere antisionismo e antisemitismo. Speriamo che quest'anno almeno questo ci sia risparmiato, ne dubito, ma comunque diciamo quest'anno è già arrivato il comunicato con l'appellone contro Israele e a favore della Palestina. Si chiede in particolare che ogni tipo di collaborazioni con enti e istituzioni israeliane che abbiano contatti con il governo israeliano. Si chiede di issare la bandiera palestinese sul Lido, e poi c'è una ricostruzione semplicemente inesatta, per non dire di peggio, sui fatti che sono avvenuti e che stanno avvenendo in Medio Oriente con la guerra di Gaza. Naturalmente si usa la parola genocidio. Quello che manca è un dettaglio non da poco, cioè è un documento di 20 pagine circa, molto ampio, e manca una cosa, manca il 7 ottobre. Si sono dimenticati che l'invasione di Gaza è figlia di uno spregevole atto di terrorismo in cui hanno perso la vita quasi 2000, se non sbaglio, israeliani, molti ragazzini, adolescenti, che stavano facendo un rave party nel deserto. Questa mancanza per me scredita già completamente il documento e, come dire, bisognerebbe solo prenderlo e metterlo nella spazzatura. Ma invece sarà discusso, dibattuto per tutta la durata della mostra, come è successo l'anno scorso, quando io da inviato a un certo punto volevo annegarmi in un canale pur di non dover scrivere l'ennesimo pezzo sulle manifestazioni pro-PAL. Peraltro in mostra ci sono, non nel concorso, ma ci sono 2 film palestinesi e come dire, già l'anno scorso la mostra aveva separato nettamente, diciamo, la questione politica dalla questione artistica, perché qui il tema è sempre lo stesso, quello che abbiamo visto anche alla Biennale d'Arte di Venezia, che ricordo è la Biennale, organizza anche la mostra del cinema. Il tema è sempre lo stesso, cioè queste manifestazioni artistiche internazionali cosa sono? Un tribunale per i paesi che partecipano, oppure niente, una selezione, una rassegna di opere d'arte vere, presunte, che si dovrebbero e potrebbero essere discusse con vantaggio per tutti.
Ecco, qui c'è qualcuno che opta per la prima soluzione, ma chi opta per la prima soluzione, ovvero queste manifestazioni sono il luogo dove processare gli stati che non ci piacciono o che non rispettano il diritto internazionale, ecco, chi sceglie questa posizione vada fino in fondo allora, perché non c'è solo Israele tra i paesi che non rispettano il diritto internazionale. Ce ne sono una valanga. Vogliamo partire dalla Russia, ma possiamo poi arrivare a 1000 paesi africani dove purtroppo la guerra civile è all'ordine del giorno e insomma la lista dei paesi che dovrebbero essere esclusi rischia di essere più lunga di paesi che possono partecipare. E insomma, questo mi lascia molto perplesso e come dire, io ritengo invece che come ritiene del resto è la presidenza della Biennale, che l'arte sia come dire, un terreno di incontro anche abbiamo anche un suo valore indirettamente diplomatico. No, quindi non si esclude nessuno si discute con tutti. Qui invece c'è la volontà di tappare la bocca a un solo paese, peggio, tappare una bocca agli artisti di quel paese, come se si potesse far pagare agli artisti il prezzo delle politiche del proprio governo. Questo lo trovo profondamente illiberale e sbagliato e staremo a vedere cosa succederà. L'anno scorso questa discussione ha tenuto banco tutti i giorni della manifestazione finale inclusa. C'era un film molto forte, anche bello, sulla bambina palestinese uccisa a 5 anni dentro la propria macchina insieme ai genitori e alla voce di Indro Rajab, se non ricordo male il nome, e era un film molto forte, ha preso il Gran Premio della giuria e quindi non si capisce, non c'era motivo di manifestare, anzi un film palestinese che ritraeva con grande realismo la guerra di Gaza è stato premiato. Quest'anno ci sono altri film palestinesi, non nel concorso ma nelle sezioni collaterali, comunque sono stati selezionati dalla Biennale e quindi non si vede quale sia il problema, cioè che cosa ci sia da contestare. Francamente mi sembra che questa manifestazione, come la Biennale d'Arte, sia il terreno di incontro di culture diverse, di paesi diversi, con problemi diversi, anche di paesi canaglia. Qualunque sia il significato che volete attribuire a questa parola e chiunque vogliate mettere in quella categoria. Ma insomma, se non discutiamo nemmeno lì, allora è inutile. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.